caro da Girmo, però voglio dire, non c'entra assolutamente nulla con il referendum. No, faccio un esempio. Ieri a Barcellona c'erano circa 2 milioni di persone in piazza Sì, perché sì, pochi ne parlano, ma il 1 di ottobre ci sarà un referendum per della l'indipendenza della Catalogna. Catalogna. Mm. Allora, se vogliamo guardare La piazza l'aspetto, era piena, cioè erano 2 milioni di proprio... persone stimate. Sì, sì, sì. Allora, se vogliamo guardare quelle che sono le caratteristiche del Veneto e della Catalogna, sono due cose completamente diverse. Allora, mentre la Catalogna più di tante rivendicazioni storiche non può neanche adurne, ma è prettamente un'indipendenza economica derivante da un'autonomia da parecchi anni, il Veneto teoricamente potrebbe anche chiedere indipendenza per altri motivi che sono storici, identitari, culturali, ma non è questo il tema, cioè qui stiamo parlando di autonomia, pertanto ci rimaniamo nell'ambito dell'autonomia. Però mi ricollego anche al discorso economico. Ora faccio un esempio che è nella mia competenza, quella turistica. Perché l'autonomia del Veneto e anche un'autonomia spinta ben oltre al 116 potrebbe essere prodroma allo sviluppo di altre regioni dell'Italia. Oggi il Veneto fa circa il 25% della produzione PIL turistica di incoming dall'estero, quindi stiamo ragionando in termini di miliardi di euro. Cosa assurda se consideriamo che il Veneto è una piccola parte dell'intera penisola e l'intera penisola può avere un'opportunità di sviluppo economico-turistico assolutamente importante. La domanda che mi pongo è come mai oggi in regioni tipo la Sicilia o la Calabria o anche la Puglia è già un po' più avanti, comunque la Sicilia o la Calabria il turismo è sviluppato soltanto 1 mese e mezzo, 2 mesi all'anno, mentre qui in Veneto, che abbiamo una temperatura anche diversa, riusciamo a portarlo più avanti. Allora, la differenza sta nella gestione sociopolitica del territorio. Se noi abbiamo una presa economica maggiore, riusciamo a trattenerci in un modo magari che dovremmo discutere più avanti, maggiori competenze fiscali, quindi dover necessariamente trattenerci di più di quel residuo fiscale, ci si troverà di fronte necessariamente ad una parte di regioni che non potranno più mungere, per certi versi, quelle che sono le regioni produttive, che sono il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, anche la Liguria, il Piemonte per certi versi, e non oltre anche la Toscana e le Marche, che sono le uniche che hanno un avanzo in positivo. Allora, se ci si trova di fronte a una situazione del genere, dove non si può più mungere la famosa vacca che dà il latte a certe regioni, automaticamente qualcuno dovrà imprendere di più. E questo non è un problema dei siciliani o dei calabresi, il problema è della gestione politica. Oggi alla politica di certe zone conviene un assistenzialismo marcato perché dare l'opportunità di imprendere crea indipendenza anche intellettuale, economica e sociale. Quindi l'autonomia oggi del Veneto e della Lombardia, magari spinte oltre su quello che è l'aspetto economico, potrebbe essere anche veramente la capacità di sviluppo di altre regioni, perché si trovano costrette a dover Cioè, produrre. a cascata poi anche le altre Diventa regioni. inderogabile, altrimenti Gimmo, questa cosa che tu stai dicendo è già stata analizzata nel 1955 dal famoso Buchanan che ti dicevo prima, perché l'autonomia del Veneto non può essere scollegata da una teoria dei club chiamati Buchanan, dove c'è un cruscotto che parlavo prima, che proprio va a analizzare questo, cioè tu non puoi dire bene, è autonomo il Veneto, fa le sue cose, ma dall'altra parte se c'è una Puglia, una Sicilia, prendiamo la Sicilia che è già autonoma, che l'alto tasso di malaffare produce uno sperpero della risorsa interna, qualcuno deve intervenire lì, è questo che serve dallo Stato centrale. Azione e reazione. No, ti sto portando